Quarta corsa, premio Cesena Horse Center SD. Tris Quarté Quinté, sono 4 anni al via sul doppio chilometro. 11 dopo il ritiro di Anastasia. Andiamo a leggere lo schieramento. Con l'1 Anni Pan, Francesco Virzì, 2 Amore Stecca, Roberto Faticoni, 3 Amelie Pan, Salvatore Valentino, 4 Ariel, Davide Di Stefano, 5 American Dante, Marcello Di Nicola, 6 Alissa Trio, Marco Stefani. In seconda fila 7 Alba dei Greppi, Loris Farolfi, 8 Asia Jet, Nando Pisacane, 10 Amurabel, Tommaso Gambino, 11 Argento Jet, Vincenzo D'Alessandro Junior, 12 Azimuth Griff, Roberto Vecchione. Distanza del doppio chilometro, partenza sulla retta di fronte, 2 giri e mezzo da percorrere. Stacco della macchina, veloce all'interno ma si getta di galoppo, poi anzi si rimette al volo Amelie Pan, che viene scavalcata da Ariel con Davide Di Stefano. Numero 2 Amore Stecca, squalificato. All'esterno Alissa Trio. Vediamo le scelte tattiche. Si gira Davide Di Stefano, parlotta con Marco Stefani, probabilmente concede il via libera, così è. Quindi Alissa Trio è la battistrada dopo mezzo giro. Seconda posizione per Ariel, all'esterno vediamo Amurabel. Terza posizione per Amelie Pan davanti alla compagna di paddock Anni Pan. Avanza all'esterno anche Alba dei Greppi. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri passati dalla fila di Dream Vacation in 44,2. Sempre Ariel seconda la corda davanti a Amelie Pan, che precede sempre Anni Pan. L'errore improvviso di Alissa Trio dopo un giro. Numero 6 Alissa Trio, e quindi squalificato. Si trova al comando a sorpresa Amurabel, che era all'esterno. Sempre Ariel, che a livello tattico non è cambiato niente, sempre seconda la corda davanti a Amelie Pan, è solo cambiata la battistrada, intanto il chilometro va via in 1:13,9. Quindi al secondo passaggio davanti alle tribune la battistrada è Amurabel con Tommaso Gambino, poi all'esterno Loris Farolfi con Alba dei Greppi, pedinata da Argento Jet. Terza ruota per Azimuth Griff, è uscita all'esterno anche Anni Pan con Francesco Virzì, mentre si mantiene in terza posizione Amelie Pan. Ancora tutto da giocare a poco più di 600 metri dalla conclusione, con in vantaggio Tommaso Gambino con la figlia di Voltiger de Mir. All'esterno Alba dei Greppi, poi persevera in terza ruota sempre Azimuth, il passista Azimuth Griff. Intanto cede Ariel, si sistema a terza la corda Argento Jet, poi Anni Pan, retta di là passata da Amurabel in 14,3. Ora si fa più pressante l'attacco esterno di Azimuth Griff, poi via via gli altri con Amelie Pan in terza posizione dietro Alba dei Greppi. Ultima curva passata in 15,4. Sono tutti un po' stanchi, in vantaggio Amurabel, all'esterno Azimuth Griff, di dentro Alba dei Greppi. Ultimi 50 metri, ci prova Roberto Vecchione, ma Amurabel vende caro la pelle. Ultimi metri ed è Amurabel che si difende su Azimuth Griff. Poi Alba dei Greppi, 1:14,7 la media al chilometro, sul doppio chilometro per Amurabel. Tommaso Gambino, i treni di Rocco Spagnuolo per la scuderia Santese. La vittoria della figlia di Voltiger de Mir, che si difende a denti stretti dall'attacco di Azimuth Griff, che può essere solamente secondo, mentre al terzo Loris Farolfi con Alba dei Greppi, per il quarto probabilmente Amelie Pan con Salvatore Valentino. La quota in chiusura di Amurabel 2,84.